Mi sono trovato davanti a una visione proprio brutta. Un giovane di 24 anni, ho letto poi nel giornale, nel comunicato, che è stato proprio travolto da un treno. Erano le 7.09 quando Samuel Francesconi, 24enne di Mestre, è stato travolto dal treno regionale Trieste-Venezia, diretto alla stazione di Santa Lucia, al passaggio a livello della stazione di Carpenedo in via Trezzo. Prima è stato colpito a un gomito dal convoglio, poi sbalzato molto lontano dal punto dell'impatto, come racconta un testimone. Il corpo era a una decina di metri, steso nei binari verso la parte Mestre, diciamo. Per la procura si è trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria giunta sul posto insieme alla locale, sarebbe escluso il gesto volontario. Il ragazzo di origine etiope, figlio dei giornalisti Barbara Ganze e Alberto Francesconi, avrebbe deciso di superare la barriera del passaggio. Forse aveva fretta e credeva di aver calcolato bene le tempistiche per poter passare rapidamente dall'altra parte, o forse credeva in un rallentamento del treno, che però non prevedeva alcuna fermata. Le indagini stanno anche cercando di capire se stesse ascoltando della musica. Chi vive e frequenta la zona sostiene che quotidianamente ci sia chi attraversa i binari senza preoccuparsi del passaggio a livello chiuso, nonostante i numerosi cartelli di avvertimento, sia a piedi che in bicicletta. Passano con il passaggio a livello chiuso, non scavalcano, c'è chi butta la bicicletta. Non solo a piedi, ma anche con la bicicletta a mano, il motorino. Ed è molto pericoloso, perché è pericoloso per chi viene ucciso, come questa mattina, ma anche per il macchinista del treno, perché qualche pezzo contundente può sfondare il vetro e può uccidere anche il conducente del treno. Queste barriere ai passaggi a livelli ancora di questo tipo, con un passaggio che si può fare a esse benissimo, non devono più esistere. Bisogna mettere in sicurezza, lo so che ci deve essere la consapevolezza di non farlo, però la gente a volte non sa nemmeno cosa sia la consapevolezza e perciò dobbiamo farlo noi. Da tempo la Polfer ha dato il via a campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole per mettere in guardia sui comportamenti rischiosi come quello dell'attraversamento dei binari.